Saluti amigos, hoje Zeus in Cravo Anja con tutta sa companhia a cercare situs archeológicos. Ah, non si sicuro su. No, se ci corro atrás de. E hoje andamos fianza a su museo archeologico. Questo museo ha sede in una casa restaurata del 1800 e troveremo al suo interno i reperti ritrovati nel territorio di Villa Simius e risalenti all'età nuragica fino a quella medievale. Un'intera ala dell'esposizione è stata dedicata all'insediamento di Cucuretus. Possiamo osservare la planimetria degli scavi del tempio che si trova su una bassa collina che guarda il porto naturale della foce di Rio Foci. Beh, che dire. Cioè, da questi pochi frammenti. Ma infatti era il santuario della prostituzione sacra. Gli studi basati sugli scavi hanno permesso di affermare che questo approdo era abitato dalle popolazioni di origine fenicia e successivamente da quelle romane. Oltre ad oggetti cultuali, si possono osservare anche quelli utilizzati nella vita quotidiana. Segnaliamo di particolare interesse l'esposizione di ritrovamenti provenienti dal mare, cioè dalle coste di Villa Simius. Questa è la dimensione. Tutto sott'acqua, questo è giusto. Per quello c'è il mare. Per quello c'è il mare. Là, c'è anche E possiamo vedere anche la ricostruzione di una stiva con il carico originale. Pirata a saldo al servizio dell'isola. E che? Concludiamo il giro del museo nella parte dedicata alla nave spagnola naufragata nell'isola dei Cavoli intorno al XV secolo. Siamo usciti dal museo. Sul museo. Nuda. È stata un'esperienza veramente bella. Si trovano i reperti di tutte le epoche provenienti dai siti di Villa Simius. E bruschetto dei situs de Cravo Anja. Come Cucuretus e quello di Santa Maria, che abbiamo visitato precedentemente. Adesso stiamo andando a vedere la tomba dei giganti di Giardoni. I cui scavi sono iniziati in questi ultimi mesi. In questo ultimo mese. Sapete si vede l'altro di Scucuretti? Se uso ompio su a sarumba dei manus di avere un manna, moisa costiauso, comunque un paesaggio Ha una visuale veramente bella, da cui si può godere la vista di Campolongo, Capo Carbonaglia, bello di avere. Comunque Ci sono ancora i resti lasciati dagli archeologi degli sgavos, dei professionisti, degli archeologi. e si notano pure i segni utilizzati per i rilevamenti con il drone. Vai in misurazione con sul drone. Ma guarda questo bel conto qui. Aspetta. Bello. Bellissimo. Mi sa che trave come testa. Non l'hai visto? E noi in zona ci andiamo a pago pure di questi sai CD Finish. Ne ho visto uno un po' più giù, più grande. A me non mi è sembrato, giusto io. Questo sincronamento, sarchi travel, sadra in manna, come dei borioso. Davvero, bella manna. Poi castiauso a intro. Guardiamo dentro il corridoio. Che stesso posto È stato messo in sicurezza per proteggerlo dai crolli. da mantenere ancora in tre aici che non disciusciri, non da ruara so.
Nurage Giardone in cui, vero? In cui Vassarizzo. Nel corridoio non è sicuro entrarci. Non è sicuro imboccare intro. Ve lo facciamo vedere dall'ingresso. È tutto crollato. A prima entrare, Zincraraus è tutto scuau. È tutto sciusciato, no? Però la vaga tenta una bella vista. Pure era Camposanto 5 Stelle, no? Se ompio a sacabo de questa avventura osta de oggi. Tutto contento. Chi non deve De gravo anche è tutto. Sì, Biri a trovo. Basta chiudi Marco.